Ormai tutto pronto per la seconda corsa. Premio Casa dei Risvegli Luca De Nigris, una prova per femmine di 3 anni non vincitrici di 2000 euro nella carriera. Sono in 8 dietro le ali dell'Autostart, con i favori per Former AS Alessandro Gocciadoro, quota in netta salita. Crolla la quota di Farah Diba Francis e Antonio Di Nardo. Start inizia a raccogliere i partecipanti dietro le ali. All'1 Fashion Black Cesare Ferranti, 2 Fireball Nando Pisacane, 3 Former AS Alessandro Gocciadoro, 4 Fringuella Jet Andrea Vitagliano, 5 Farah Diba Francis Antonio Di Nardo, 6 Fairy Tale Home Roberto Vecchione, in seconda fila 7 Florentina SSG Marco Stefani, 8 Fedra Pax Salvatore Valentino. Autostart accelera, si prepara al lancio. Galoppa Fairy Tale Home nel tentativo di andare davanti e così al comando va numero subito 6 Former Fairy AS. Tale Home Galoppa anche squalificato. Fashion Black, Numero in seconda 1 posizione Fashion Black Farah Diba squalificato. Francis. Terza è Fireball. Numero 7 Florentina SSG Fringuella squalificato. Jet. Gli altri sono andati tutti di galoppo e così sono rimaste in numero 4. 8 Fedra Pax Dopo squalificato. soli 200 metri di corsa, 15,7 il lancio. Former AS in vantaggio su Farah Diba Francis, poi ad intervallo Fireball precede Fringuella Jet. 400 metri in 31,8 per la figlia di FaceTime Bourbon, che continua da leader nei confronti di Farah Diba Francis, che la segue da vicino. Terza ad ampio intervallo Fireball, che precede ad egual distanza Fringuella Jet. Passaggio davanti alle tribune con Former AS che guida nei confronti di Farah Diba Francis, non cambia nulla. Leva di Alessandro Gocciadoro bene al comando, 32-1, 1,4 per la metà gara di Former AS. Farah Diba Francis sempre nella sua scia, poi galoppo anche di Fireball e così rimangono in 3 esenti da rotture il numero chilometro 2 Fireball squalificato. Former AS in vantaggio, Farah Diba Francis che prova a spostare ma si scontra con il parziale della battistrada che accelera in maniera decisa. 29,6 questi 400 metri di corsa, la piegata di sinistra, l'ultima curva con Former AS che allunga, Farah Diba Francis che prova a non perderla di vista all'ingresso della dirittura d'arrivo, una frazione in 15 per la piegata, Former in vantaggio, Farah Diba che prova ad avvicinarsi ma non ne ha, e così Former AS viene a vincere in maniera netta la sua prima corsa in carriera. Al secondo Farah Diba Francis, al terzo Fringuella Jet. 1,16,9 ragguaglio cronometrico, 59,3 gli ultimi 800 metri per il successo di Former AS Alessandro Gocciadoro, con la figlia di FaceTime Bourbon e Showwise AS di proprietà della scuderia Chelsea. Vince in coast to coast Former AS e Alessandro Gocciadoro. Assegno.